È stato presentato questa mattina il sito web plurilingue del centro commerciale Città Fiera in collaborazione con Arlef. Allora tutti i dettagli ce li svela la nostra Paola Treppo in diretta. A te la linea. Sì, buongiorno Alexis, buongiorno ai nostri telespettatori qui dalla Città Fiera di Martignacco. La presentazione del sito anche in friulano del centro commerciale, con noi il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, un'iniziativa importante di valorizzazione che ha visto anche premiate delle scuole. Sì, diciamo una sinergia straordinaria tra istituzioni, un grosso centro commerciale, le scuole, l'Arlef, per mettere sempre in primo piano e sempre più in evidenza la nostra straordinaria lingua, che è la base della nostra specialità, è la base della nostra autonomia, è la base della nostra comunità, e questo va bene perché un bambino che impara il friulano impara una seconda lingua, e questo farà sicuramente poi un ragazzo e un adulto che riesce ad affrontare in maniera più strutturata le sfide del futuro, perché chi parla più lingue ha una capacità di affrontare le sfide in maniera più incisiva e più determinata. Quindi un progetto che vede le scuole, che vede il centro commerciale a lanciare questo sito plurilingue che fa grande questo Friuli e dà speranza, devo dire, perché vedere il centro commerciale che si riavvia dà speranza anche per l'uscita, mi auguro, definitiva nei prossimi mesi da questo incubo della pandemia, per restituire un Friuli che costruisce, che fa e che guarda avanti. Allora, grazie intanto al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. Vi proporremo poi durante A Voi la linea anche l'intervista al Sindaco di Martignacco, al Presidente dell'Arlef. Per adesso è tutto, Alexis, qui da Martignacco ti restituisco la linea. Bentornati ad A Voi la linea. Ritorniamo alla presentazione del sito web plurilingue del centro commerciale Città Fiera in collaborazione con l'Arlef. Ancora Paola Treppo in collegamento. Una nuova iniziativa per valorizzare la lingua friulana, ma anche per aiutare le scuole. Sì, assolutamente, viene una grande iniziativa per il Furlan, grazie anche al Città Fiera che ci ha dato una grande mano. Abbiamo questa iniziativa così importante, ringraziamo il Città Fiera per averci dato questa grande mano per aiutare le scuole ad imparare chiaramente il friulano, ma anche a sostenere il nostro corpo docente e soprattutto i nostri alunni nelle attività quotidiane. Quindi il sostegno che è stato dato sia per appunto l'insegnamento della lingua friulana che per i materiali grazie a Città Fiera è stato veramente importante, e credo che questa collaborazione continuerà anche nel futuro. Il Città Fiera di Martignacco presenta il sito plurilingue. Allora andiamo a sentire il sindaco di Martignacco, Gianluca Casali. Il sito in friulano del Città Fiera, anche in lingua quindi, ma anche le premiazioni per le nostre scuole. Sì, è una bellissima iniziativa, due aspetti mi sento di così sottolineare. Il primo è questo investimento fatto da un imprenditore sulla lingua friulana, ma anche in realtà sulle altre lingue, sinonimo innanzitutto di accoglienza, cosa che ha sempre contraddistinto la nostra terra. In secondo luogo il fatto di crederci nelle potenzialità di un territorio attraverso la propria identità, attraverso la propria storia e la cultura. La lingua è una parte fondamentale di queste tre componenti, per cui sono stati veramente bravi questi del Città Fiera a realizzare questo sito, tenendo presente quelle che sono anche le nuove tendenze di un mercato che va sempre più alla ricerca anche di queste, chiamiamole così, nicchie, no, di conoscenza. In secondo luogo, non meno importante, certamente l'iniziativa rivolta alle scuole, un'iniziativa importante che fa crescere il tessuto sociale, che fa crescere i giovani attraverso appunto queste conoscenze, e credo che questo binomio tra imprenditoria, scuola e nostre tradizioni e identità siano alle basi proprio delle future comunità, delle future generazioni.